Sindaco Dazzo, in poche parole finalmente si metteranno in collegamento l'area montana con l'area costiera della provincia di Agrigento. Sì, questo è un ottimo risultato, un risultato che è il frutto del lavoro e dell'impegno costante dei sindaci, dei tecnici e anche della buona politica della regione siciliana, della provincia di Agrigento, perché abbiamo puntato tanto affinché venissero appunto finanziati questi interventi. Si tratta di un importo che si aggira sui 20 milioni di euro e questo consentirà di agevolare e beneficiare i cittadini delle aree interne, in quanto potranno raggiungere con maggiore facilità e serenità le strutture ospedaliere che sono appunto fondamentali perché tutelano il diritto, un diritto costituzionalmente garantito che è il diritto alla salute e il diritto alla vita. I nostri studenti potranno raggiungere con maggiore facilità anche gli istituti superiori e perché no, soprattutto per i nostri agricoltori, i quali raggiungeranno con maggiore facilità i loro appezzamenti di terreno e soprattutto avranno la possibilità di trasportare i loro frutti presso i mercati. Oggi la situazione finora era molto precaria. Finora sì, però abbiamo avuto la lucidità e la lungimiranza di mettere in salvaguardia questi fondi, il governo regionale ha accolto le nostre richieste e grazie a questo adesso possiamo riuscire ad effettuare questi interventi. Sindaco Ruvolo, da Bivona a Borgo Bonsignore adesso con più facilità. Sicuramente con più facilità, ma con soprattutto maggiore sicurezza, che è la cosa più importante. Un grande risultato che abbiamo ottenuto ai sindaci delle aree interne dei Sicani, i 12 comuni, lavorando in sinergia, facendo squadra e con grande determinazione, perché questo importante finanziamento che arriva a destinazione di 20 milioni di euro per rendere più sicura e più breve il tratto che collega la zona costiera, quindi Borgo Bonsignore, la statale 115 con la zona premontana e montana delle aree interne, sicuramente è un grande servizio che noi facciamo ai nostri concittadini di questo comprensorio, senza dimenticare che questo permetterà di raggiungere più facilmente anche il nostro presidio ospedaliero che serve questo bacino d'utenza di circa 70.000 abitanti delle aree interne, i ragazzi che frequentano le scuole a Ribera, quindi è una grande arteria importante, la cosiddetta mini Maremonti, che permetterà a tutti gli abitanti di questo comprensorio, quindi studenti, docenti, cittadini, anche agli imprenditori agricoli, di poter raggiungere più facilmente in sicurezza le loro destinazioni. Voglio ringraziare il governo della regione siciliana per aver sbloccato questi fondi che a un certo punto, un paio d'anni fa, erano stati messi in salvaguardia col rischio di essere completamente definanziati, ma grazie all'impegno di tutti i sindaci, grazie anche all'impegno dell'attuale governo della regione siciliana, siamo riusciti ad ottenere questo importante finanziamento che addirittura è cresciuto da 14 milioni a 20 milioni di euro. Siamo pertanto soddisfatti di questo grande risultato. Quando la buona politica si impegna si ottengono risultati e si rendono importanti servizi a un intero territorio che di questa arteria aveva grande bisogno. Parliamo di Borgo Bonsignore, a che punto è l'iter di affidamento degli immobili? Per quanto riguarda questo sito, questa meravigliosa struttura, questi immobili straordinari del Borgo Bonsignore che sono stati riqualificati un anno e mezzo fa circa, è avvenuto il collaudo, anche questo grazie al governo Musumeci, all'allora presidente Musumeci, che ha voluto finanziare con 2.200.000 euro la riqualificazione del Borgo Bonsignore. Abbiamo la possibilità, così come ha voluto l'assessorato regionale al bilancio e al patrimonio, di poter realizzare un importante ulteriore investimento che è aperto anche alla partecipazione dei privati. C'è un bando pubblico per manifestazioni di interessi con partecipazione pubblico-privato che scade il prossimo 15 di aprile, quindi nei prossimi giorni. Dalle notizie che ho assunto alla regione siciliana ci sarebbe
l'interessamento di diversi gruppi che hanno visitato il borgo, che hanno richiesto la documentazione e le carte di queste strutture, di questi immobili, e mi dicevano alla Regione Siciliana che sono fiduciosi che possa effettivamente realizzarsi quello che era l'intendimento col decreto di finanziamento, cioè quello della crescita, della valorizzazione dal punto di vista socioculturale, economico di questa borgata. Quindi anche questo è un risultato che sta arrivando a compimento e pertanto auguriamoci che il 15 ci sia effettivamente la partecipazione di importanti gruppi che vogliano fare investimenti per riqualificare ulteriormente e dare opportunità di crescita, di sviluppo socio-economico e culturale a questa borgata e al territorio che intorno a questa borgata ha un'aspettativa di crescita. Un'ultima cosa sul borgo, erano rimasti in sospeso qualche cosa da riqualificare, insomma, servivano altri 200.000 euro mi sembra per completare alcune cose. Era rimasto la copertura di uno degli immobili, ma non si è più finanziato perché col bando è stato previsto che l'eventuale aggiudicatario si farà carico anche della realizzazione della copertura di questo immobile che non ha ottenuto la copertura col finanziamento regionale. Quindi oltre a tutti i lavori si parla di un computo metrico di circa 5 milioni di euro per chi parteciperà e si aggiudicherà il bando, ci sarà per chi appunto se lo aggiudicherà questo ulteriore sforzo finanziario della copertura dell'immobile che non è stata realizzato.